Mi state dicendo? Ah, c'è Rosario Padovano, perché dottor Liberti, lei sa che quest'oggi è stato convocato il Consiglio Comunale a Portogruaro. Rosario, le ultimissime, cosa ci dici? Dicevano che non c'era area di accordo, che il centrodestra si fosse spaccato in queste ultime ore, invece come presidente del Consiglio Comunale è stato eletto Pietro Rambuschi, il consigliere anziano, colui che ha preso più voti. Eletto nelle file del PDL, Pietro Rambuschi ha ottenuto 11 voti a favore e 9 astenuti. Gli 11 voti a favore sono quelli delle liste che appoggiavano Angelo Tabaro sindaco, ovvero il PDL, la lista civica Angelo Tabaro e la Lega Nord. I 9 astenuti invece sono i consiglieri eletti nelle liste di centrosinistra. Quindi per ora si va avanti così per almeno 2 consigli comunali, queste le indiscrezioni che sono riuscito a raccogliere proprio nella sede municipale. Ripetiamo dunque questa novità importante: Pietro Rambuschi eletto presidente del Consiglio Comunale con 11 voti a favore, quelli del centrodestra, minoranza, opposizione, maggioranza, non si sa bene come definirla, e 9 le astensioni invece dei consiglieri di centrosinistra. Per il momento è tutto. Grazie dunque Rosario Padovano.